Prima poi doveva succedere, è capitato nel derby numero 167 tra Famici Z Rugby Rovigo Delta e Argos Petrarca Padova. Prima sconfitta in campionato di questa stagione 2019-2020 che vede Rovigo ancora in testa con un punto di vantaggio sul Valo Rugby Emilia. Prossima sfida qui al Battaglini fra 2 giorni. Partiremo ovviamente dal derby perso di 3 punti, un derby in cui è successo praticamente di tutto e abbiamo voglia insomma di ricondividerlo e soprattutto andare a riprendere quelli che sono gli spunti di un match così interessante con il nostro ospite, il Metaman della passata stagione dei Pironi Top 12, David Odiete. Ciao David, benvenuto. Ciao, buonasera, grazie. Da Delta Radio, colui che vi accompagna attraverso l'FM diciamo durante questa stagione 2019-2020, Marco Terrestri. Ciao Terry. Buonasera a tutti, buonasera Andrea, buonasera David. David, allora, un match in cui veramente domenica è capitato di tutto, specialmente nel primo tempo. Assolutamente. Diciamo che la forza di una squadra sta anche a sapersi adattare a queste situazioni. Abbiamo avuto magari qualche difficoltà che fino ad oggi in realtà ci ha sempre dato delle conferme. Abbiamo avuto delle dinamiche anche un pochino sfortunate, diciamo, a livello di infortuni. Siamo riusciti comunque a rimanere sul pezzo. Abbiamo cercato di portare a casa il colpo grosso, diciamo, comunque non cercando mai un pareggio, cercando sempre di esprimerci per portare a casa la vittoria. Sono mancati una serie di dettagli dietro l'altra e è arrivata la sconfitta. Non ci facciamo la testa, ci prepariamo al meglio perché questo weekend abbiamo una bellissima partita contro il Valor Rugby per concludere il girone d'andata. Ok, Terry, come sempre capita nelle partite in trasferta, la diretta Delta Radio è al Caffè Franchin. Esatto. Come è stata vissuta? È stata vissuta molto bene, c'era la doppia possibilità perché si guardava sia la Famici Z e anche il Sei Nazioni tra Francia e Inghilterra, quindi è stato un bel pomeriggio di sport. È stata vissuta, diciamo, bene anche la sconfitta perché comunque nel pre-match parlando con il Joy, parlando con tutti gli amici che sono intervenuti lì al Caffè Franchini, tutti dicevano il Petrarca è la partita da dentro fuori, la devono vincere assolutamente se vogliono cercare di rimanere lì agganciate alle prime della classe e quindi potersi giocare poi i playoff. Ed è stata così, è stata preparata una partita perfetta per il Petrarca. Rovigo ci ha messo il suo per cercare di ottenere una vittoria perché comunque di gioco ne è stato veramente mosso tantissimo. Poi 2 infortuni nel primo tempo, quello di Lubian e quello di Miniti Ippolito, hanno sicuramente stravolto i piani di gioco, hanno costretto Umberto Casellato a ricorrere a dei ripari visto che non c'era un'apertura titolare. Per fortuna che David ha sempre una buona gambetta meccanica dalla piazzola, però diciamo che il Petrarca in maniera cinica è riuscita a mettere una meta a segno in 13 uomini con doppia inferiorità numerica e lì probabilmente è stata l'azione che un po' ha tagliato le gambe alla formazione. Ecco David, Marco va a identificare un'azione. Tu parli di piccoli dettagli nel corso del match perché è vero il 13 contro 15, è anche vero che però con l'inferiorità in quella fase di gioco è meno sensibile perché comunque i due giocatori erano coinvolti in altri aspetti dei reparti del Petrarca. La cosa che mi fa più specie è che riguardando la partita il Petrarca, a parte i primi 10 minuti, non ha fatto nulla. Vero, è quello di cui ti parlavo. Insomma, ovviamente analizzando una partita, un episodio può far pendere le sorti del match da un lato o dall'altro, quindi psicologicamente essere 15 uomini contro 13 e subire una meta un pochino dentro dà fastidio. Ovviamente, come hai detto, era una fase di gioco nella quale i loro 8 uomini erano pronti a lavorare, anche i rimanenti 3/4 sono entrati dentro, quindi in realtà è più dal punto di vista psicologico che non è che mancasse il tallonatore o un saltatore, loro avevano tutto sistemato. Abbiamo cercato di riprenderci da questo smacco perché poi, se non mi sbaglio, è venuto al 19esimo del secondo tempo, quindi c'era comunque tutto il tempo per andare a fare la nostra partita. Più volte, quando magari abbiamo avuto l'occasione anche di piazzare, siamo andati in touche,
qualche volta sia stati messi in difficoltà da questa difesa diciamo a zero, nella quale noi comunque abbiamo utilizzato le nostre opzioni in touche. Però parli dei drive in cui loro non mettono, non mettono la pressione, esatto. Nel quale tu utilizzi un lancio in touche, le opzioni, metti in contesa la palla per poi non affrontare nessuna situazione, per passare alla mischia, che si vede per un motivo o per l'altro, per l'arbitro, per la situazione dinamica nella quale io non ho neanche le competenze per entrarci. C'era un'altra situazione in cui la palla era messa di nuovo in contesa, non siamo riusciti a capitalizzare queste azioni, quando, come hai detto, siamo stati tanto nei loro 22, abbiamo proposto tanto gioco. Complimenti a loro che con questo drive, con i piazzati che hanno avuto, hanno portato a casa i loro punti. Ecco, Marco parlava degli infortuni, no? Nel primo quarto del Edo Lubian, sicuramente Andrea, Manny, che forse per il tipo di gioco che stiamo sviluppando quest'anno ha un peso specifico maggiore rispetto a Zini, che era comunque una terza opzione per loro, a cui mancava l'apertura dell'Under 20 e mancava anche il Faiva, praticamente il tongano. L'assenza o la dipartita di questi due giocatori come è stata vissuta internamente? Allora, come ti ho detto, nel sapersi adattare alle situazioni, complimenti alla squadra che abbiamo, in questo caso Diego ha preso la situazione in mano, ai ragazzi che comunque si sanno adattare, quindi probabilmente è un pochino più la dinamica nella quale specialmente magari Manny si è fatto male, che un pochino ti lascia l'amaro in bocca. Per il resto la partita ovviamente era nel primo tempo, quindi bisognava trovare delle soluzioni. Quindi niente, fai fronte a eventualità che sono accadute e ti prepari a cercare di fare nel tuo game plan il resto della partita, ovviamente adattandolo anche poi alle competenze dei giocatori che hanno preso il nuovo posto nei ruoli dove è mancato il giocatore che ha iniziato la partita, mettiamola così. Marco, allora, Rovigo ha assimilato questa sconfitta in maniera molto serena. Da un lato si dice abbiamo perso i punti, un derby, ci sta con tutto quello che è successo, non è un problema. Dall'altra parte c'è un po' di amarezza su certi episodi, quello di Menniti in primis. La parte padovana sostiene che la nostra è una finta serenità, nel senso che siamo molto arrabbiati per quanto è successo. Tuo punto di vista? Rovigo fa bene a prendere serenamente la sconfitta perché è la prima in campionato, alla penultima giornata di andata, ci sono ancora 12 partite da giocare, quindi ci può stare una sconfitta, anche due nel corso di una regular season. È inimmaginabile arrivare al termine di tutte queste 22 partite di campionato senza mai aver subito una sconfitta. In altre occasioni Rovigo è riuscito ad ottenere delle vittorie in inferiorità numerica, con dei gravi problemi di formazione, li abbiamo visti sia in casa che in trasferta. Domenica contro il Petrarca l'ha messa su un piano fisico molto pressante, infatti l'infortunio di Menniti Ippolito arriva proprio da un gioco molto ruvido. Dopo, lecito o non lecito, non entriamo nella polemica perché polemiche non ne vogliamo fare. C'è stato questo scontro, ci sarà il giudice sportivo che lo andrà a analizzare, andrà a vedere se ci saranno gli estremi per punire o meno Rizzo, in questo caso il pilone del Petrarca, quindi sicuramente all'interno degli spogliatoi hanno analizzato chi erano i giocatori da tenere sotto massima attenzione e probabilmente il Petrarca Padova, che conosce molto bene Menniti Ippolito, ha identificato in quella persona, in quel giocatore il mattatore rossoblu, e quindi se si riusciva a in qualche maniera bloccarlo, mettergli quella pressione necessaria oppure riuscirlo ad allontanare dal campo, un po' le cose si sono messe sui loro binari. Dopo il rugby è cambiato negli ultimi anni.
Una volta i conti si sistemavano a bordo campo all'interno del rettangolo di gioco, i pugni erano più leciti, le entrate in ritardo laterali c'erano, invece stiamo andando a un gioco di rugby molto più corretto e così dovrebbe essere, lo vediamo anche a livello internazionale, è più auspicabile un placcaggio devastante che ti lascia lì anziché dei giochi scorretti, però noi non abbiamo ancora in mano la situazione per poter dire, e lo farà il giudice sportivo. Dall'altra parte diciamo che il Petrarca era l'ultima spiaggia contro il Rovigo ed ha ottenuto una vittoria che la tiene a galla per quanto riguarda i playoff. Il Rovigo dal canto suo ha una rosa profonda, ha un campionato pressoché perfetto, a parte la sbavatura di domenica. Io mi sono già dimenticato la partita contro il Viadana in Coppa, che quella era tutta un'altra storia. Ha vinto il primo titolo di Coppa Italia, insomma è una stagione che sta andando secondo i giusti binari e una sconfitta, ma anche una possibile seconda sconfitta nel corso del campionato ci può stare. L'importante è non trovare la giusta condotta per affrontare la partita di sabato contro il Valor Reggio Emilia. Ecco David, io ti faccio questa domanda su come è stata assimilata la partita col Petrarca, nel senso grande serenità di Umberto subito nel post match, in generale ovvio non felicità, ma c'è questa serenità o diciamo quei giornalisti padovani vogliono mettere il dito nella piaga cercando di scovare qualcosa che probabilmente non c'è? Io penso che, allora, diciamo che Rovigo fino ad oggi ha fatto un buon campionato nei buoni binari, quindi alla luce dei fatti possiamo considerarla una buona squadra. Io vorrei farti un'altra domanda / riflessione, ma se questa è una buona squadra quando perde una partita si sfalda, è veramente in crisi. Se basta una partita, ma che sia per il Rovigo, che sia per il Calvisano, il Padova, il Valor Reggio, usciamo da qualsiasi altra sfera legata al nostro campionato nello sport, se hai un momento nel quale hai una difficoltà, hai una partita che non va nel modo giusto per tua preparazione, per situazioni extra il tuo controllo, come puoi dire, se ti ritieni forte, se vuoi lavorare in questa direzione, che sei in difficoltà? Non puoi essere così in balia del vento, non puoi essere una bandierina che alla prima difficoltà va a battersi. Ovviamente uno si lecca le proprie ferite perché vorrebbe sempre vincere, vorrebbe fare il campionato che se ho 22 giornate voglio fare 22 vittorie, arrivare ai playoff, fare le altre mie vittorie e poi andare in vacanza felice di aver fatto la stagione perfetta. Ma senza retorica, nel bene e nel male, devi sempre portare a casa qualcosa e ti devi concentrare sul processo che ti porta a costruire le partite. Sarebbe bello salvarle, come è successo anche altre volte, all'ultimo secondo, quando magari la giornata non ha preso la piega migliore, però non ti dico che non importa, ma non è il focus, non è la sconfitta, non si era campioni prima e non si è brocchi adesso. Quindi questo concetto di maturità che, insomma, Marco, è un dato che comunque era stato notato anche nelle prime partite. È un bellissimo concetto, una bellissima riflessione che David ha fatto. Lo abbiamo visto anche in altri campionati, anche la Benetton sul finire dell'anno ha perso 2 partite all'ultimo secondo e nessuno è andato a dire la crisi della Benetton o ripeterà la stagione bellissima della scorsa stagione. Ci sta, è sport questo, è sport, si vince, si perde, si può vincere tutte le partite, si possono perderne tanto. Ci sono momenti di scoramento, momenti no. Il Calvisano, che è campione d'Italia, sicuramente ha affrontato una stagione più difficile della nostra perché è anche impegnato in Coppa Europa, giocando contro squadre di primo ordine, delle pressioni psicologiche che diverse. Il Valor Reggio Emilia si trova lì a ridosso nostro, eppure ha perso la seconda giornata di campionato contro il San Donà, quasi inaspettatamente, ha pareggiato a Roma contro le Fiamme Oro, si trovano lì a contendersela. Quindi
è arrivata un'unica sconfitta, non c'è da farci un caso, si gira pagina, si volta pagina. In settimana mi pare invece che l'ambiente rossoblu si sia galvanizzato, c'è stato un bel allenamento con la Benetton Treviso martedì pomeriggio, che sicuramente porta tanto entusiasmo, perché giocare, confrontarsi, ma ce lo può dire anche David, confrontarsi con giocatori, la tua esperienza ti aveva già portato in quegli ambienti, comunque giocare con diciamo, i giocatori professionisti del nostro ambiente, del nostro rugby domestico italiano, sicuramente ti dà quella spinta in più che si può andare avanti. Quindi non è vero che vogliono creare il caso a Rovigo, perché sanno che siamo bravi ad abbatterci, no? A volte le finali non ci riescono bene, non riusciamo ad esprimerci nella partita secca. Invece è una partita, è andata via, è stata persa, amen, ci sarà tanto campionato da fare, ci saranno i playoff e poi chissà in fondo a maggio che cosa succederà. Andiamo a vedere gli highlights della partita tra Argos Petrarca Padova e FMC Z Rugby Rovigo Delta, poi rientriamo in studio perché fra 2 giorni al Battaglini arriva il Valo Rugby Emilia. Dove eravamo rimasti? Derby numero 167 fra Argos Petrarca Padova e FMC Z Rugby Rovigo Delta, valido per il 10° turno e per ogni top 12. Franceschetto a destra, intanto la touche presa da Conforti, Zini dritto per dritto con l'attacco subito a targetizzare Andremetti, Ippolito Galletto, il giocatore di Cordova, subito cercare di far ritmo, al limite questo passaggio, tutto a posto, sembra quasi che Vedovelli risponda alla tribuna rossoblu. Subito il Petrarca prova a accelerare, Rovigo si deve riprendere, perde gli appoggi, Coppo, Odiete deve ritornarsi proprio per non commettere fallo. Alberto Chillon con eccolo Momberg appuntato immediatamente, Momberg che apre le braccia rispetto a De Masi e Zini, giocatore dell'Italia 7, prova lui, fermato ancora Chillon, attenzione qui, tanto le mani di Momberg volontarie, può andare con Rizzo, Cugini va all'interno rispetto a Andrea Bacchetti, prova ad attaccare e cacciare Matteo Ferro, adesso deve rilasciare, calcio di punizione, prima rossoblu, Alberto Chillon prende la rincorsa, sembra ben indirizzato, 3-0 Petrarca, fermare l'ex under 20 australiano, provano a giocare con la seconda linea d'attacco i giocatori del Petrarca, un buon ritmo in questo caso con Zini, Riera il tucumano, prova a accelerare, arriva un gran placcaggio di Diego Antl, da argentino a argentino, e guardate Coppo, guardate De Masi, guardatelo, e adesso si infiamma il match. Si infiamma il match, lo score, infila l'H Alberto Chillon, 6-0, ancora Amtianda, la mette giù, Petrarca si concentra sulla spinta, sul tentativo di arginare l'avanzamento del drive rossoblu, anche Rizzo, adesso deve usare questo pallone Cittona, per Angelini può trovare un buon buco, è molto bravo Galletto a mettere le mani sull'avanzamento dell'Aquilano, ancora Angelini, gli step, prova a far fuori il giocatore di Rio Quarto, c'è Menniti a terra, protocollo per lui, guardate Chico Conforti, Moscardi con il 23, David Odiete sulle bandierine, e c'è il remix dopo portali in casetta, portali al santo, adesso c'è l'avanzamento del pacchetto rossoblu, eccoli là, ultimo minuto, David Odiete, il piede, 6-6, Chillon di grande astuzia, Citton lì che aspetta, va a sfidare l'ex numero 9, adesso ci potrebbe essere la possibilità di attaccare con un più al largo interessantissimo, Odiete prova, non è riuscito a fissare perfettamente l'UP perché è riuscito a scalare sulla ricezione di Vian, però adesso Angelini che chiude la testa, Pavesi, ancora Galetto, Tianda, palla a disposizione, si accende la partita, Bacchetti, Cittona fuori per Ruggeri, Ferro, poi isolato Ferro,
prestazione del 27enne di Reggio Emilia. 3 su 3 per Adiete. Ci prova Rizzo. Perse indietro il pallone. Il cronometro rosso. Gerosa prende la rincorsa. Hunter resta lì, alza le mani, ma in realtà intanto disturba. Chico Conforti, messo giù da Pavesi. Probabilmente è l'ultimo possesso con De Masi. Altra fase, Franceschetto. Bene Rovigo in questo caso, fuori la palla con Gerosa, Pavesi su di lui. Prova a cacciare Ruggeri, si deve togliere, va subito a creare la densità. Arriva anche Galletto. Micheletto. Cortellazzo, Trotta. Ancora lì Pavesi. Gerosa messo giù da Deni Mini. Setup centrale. Decide di andare su Rizzo. Riesce a mantenere il possesso nonostante un bruttissimo vantaggio. Adesso Chillon, Riera in due tempi ancora adesso. Mamma mia. Gli appoggi del tucumano. Brutta palla, c'è un vantaggio. Leggerezza di Jacques Monberg. Tentativo forse di drop, no, un kick per se stesso, vediamo il rimbalzo. C'è in avanti, si torna sul punto precedente. Derby numero 167, Alberto Chillon di piatto. Palla fuori dal primo canale. Adesso si può giocare con De Masi, con Brogin. Palla a disposizione. C'è un vantaggio, Antoli il fallo. Palla che naviga, calcio di punizione in favore. Parte Chillon centrale. Piva introduce. C'è una buona risposta del Petrarca. Adesso utilizza con Antel. Palla fuori. Le mani. Meta. Chiamato Alberto Chillon. Chiamato il capitano Trotta. Mano dal basso, dall'alto verso il basso. Presa volontaria, cartellino giallo. Meta di penalità della FMC Z Rugby Rovigo Delta. Ventosa di Trotta. Il drive tutti dentro del Petrarca. Il tifo della Argos Arena. Stanno andando quelli del Petrarca. Meta del Petrarca. Ieri in fila l'H. 19-16. Nicotera, pronto al lancio. Persa da Rovigo. Storta per Rovigo. Buona su Ruggeri, che viene giù, si stacca. Matteo Ferro all'altezza. Buono timing, è lì che lo aspettava. Chicco Conforti, adesso Jacques Monberg va per stare sui piedi il chesting dell'ex Pumas. Rovigo che prova a mettere il ritmo adesso con Angelini, palla che gli scoppia da Matteo Moscardi lì in avanti. Intanto se contenderà in area e dopo provano a mettere le mani, bravo però Ruggeri. Storta la via del Petrarca, 8-9, Vian verso la Piva per Marcello Angelini, prova per stare sui piedi l'Aquilano. Ancora nel senso con Bacchetti, Davido dietro, che brutta palla. Massa Andrea deve mettere a disposizione. Problemi proprio nella gestione del pallone da parte di rossoblù. Michelotto. Tutto regolare per Vedovelli. Piva dice calma. Moscardi ben stampato. Tentativo di controrack da parte del Petrarca. Controrack, vince il Petrarca il derby numero 167. È il big match dell'ultimo turno del girone d'andata, stadio Mario Battaglini.
fra 2 giorni, ore 15, FMCZ Rugby Rovigo Delta Vallo Rugby Emilia. Tra l'altro le tifoserie sono anche legate, hanno una forte amicizia e David è qui perché comunque con quella maglia, non proprio con questo progetto ma con la maglia amaranto del club, diciamo, storico di Reggio Emilia, ha mosso i primi passi, si dice così. È ovvio che Reggio sta vivendo una parentesi e uno sviluppo decisamente interessante e in città io penso si percepisca questo. Sì, assolutamente. Sono sincero, non so riportarti le sensazioni della città da dentro, se non magari i pensieri, le considerazioni dei miei amici più intimi che sento magari anche nella quotidianità tramite WhatsApp e Certo. tutti gli strumenti che abbiamo. Conosco un pochino di più magari tramite i ragazzi che ancora giocano lì al Valor Rugby, col quale ho avuto la possibilità di crescere rugbisticamente nei primi anni a Reggio Emilia, che comunque è un gruppo molto ambizioso, galvanizzato dal fatto che la struttura nel quale stanno operando si sta anno dopo anno incrementando e migliorando, e essendo nuovi hanno tutto da scrivere, diciamo nuovi con questo nuovo progetto, con questa nuova voglia, con queste nuove ambizioni, hanno voglia di conquistarsi tutto quello che possono. Ecco, Terry, Vallo Rugby Emilia, tu lo dicevi prima, una sconfitta, un pareggio in extremis con le Fiamme, squadra solidissima, diciamo anche off record, praticamente guardando gli highlight, che il Vallo Rugby Emilia ha più giocatori che hanno vinto lo scudetto del 2016 a Rovigo che Rovigo, quindi insomma sarà interessante, quindi linfa strana. Una linfa strana, giocatori che conoscono entrambi gli ambienti, una bella posta in palio, c'è un titolo di campioni d'inverno da vincere che è esclusivamente un titolo sui generis, però finire primi il campionato potrebbe essere una spinta per entrambe le formazioni. Ci sono tanti ex, quindi sarà bello vedere come le forze in campo degli ex potranno dire la loro. Si gioca al Battaglini però, e quindi Rovigo sappiamo che il Battaglini è il suo fortino. Ecco, David, tecnicamente Reggio Emilia, tre quarti potenti, Dennis ovviamente avrà gran voglia di dimostrare, voglio dire, riperformare davanti ai propri ex tifosi, ma anche due isolani, Lucio che riesce come sempre a dare grande ritmo e un pack che è stato formato da Festuccio nel corso degli anni in maniera assolutamente efficace. Sì, sono completi. La prima linea i giocatori sono dell'esperienza, la seconda linea sono pesanti, sono alti, la terza linea hanno diverse opzioni, hanno un buon ball carrier, i 9 sono più giovani ma sono intraprendenti, sanno muoversi vicino al punto di incontro, può essere un'arma a doppio taglio perché comunque tutta questa intraprendenza potrebbe anche in determinate situazioni del gioco non essere sempre un favore. Presumibilmente Lucio, che ovviamente è ottimo, mancino, sa attaccare all'altezza, a fianco delle terze linee che si muovono, come ti ho detto, molto bene, un centro come Dennis che ha voglia di fare. A 12 non so che ci sarà, c'era il ragazzo... C'era Bertaccini ma è via con la 20. 20, quindi probabilmente no. E come hai detto... Ovviamente faranno giocare Vaeno primo centro con Dennis secondo. Molto probabilmente. Dietro Farolini si presume che comunque sta piazzando anche alla grande, non ha fatto rimpiangere Marco Antonio Gennari, che anche lui l'anno scorso ha veramente piazzato bene. Percentuale al piede al limite del 90% per Farolini. Ottimo, quindi niente, dopo tutto questo bellissimo excursus per dire quanto sono forti, non vediamo l'ora di giocarci contro, no? Ecco, noi ovviamente tu hai elencato perfettamente tutti i vari elementi del Vallo Rugby Emilia. Noi abbiamo parlato prima del Petrarca, abbiamo parlato del risultato in quanto tale, ma è ovvio che noi in proiezione medio-lungo termine dobbiamo fronteggiare anche qualche defezione a livello proprio di formazione, nel senso Manny con Jimmy che è stato fuori, cioè Andrea Menetti Ippolito con Jimmy Ambrosini che è stato fuori un po' di tempo, sarà uno slot sicuramente delicato per noi. Fortunatamente il tuo piede dà ampie garanzie, l'abbiamo visto alla Guizza, insomma, che già con il San Donà in casa, tu hai un 100% il piede in questo momento, David?
O hai sbagliato qualcosa? Non mi ricordo. Non ha il primo avevo preso il palo e l'altro l'avevo messo fuori, avevo fatto, secondo me, due ne ho sbagliati. Beh, vabbè, comunque non erano fondamentali quelli che dovevi segnare, li hai segnati. Lì sicuramente ci sarà da lavorare parecchio, immagino, no? Immagino lo state anche facendo. Sì, assolutamente. Allora, Manny al momento starà fuori per un pochino, non mi esprimo sulle tempistiche, però sì. Jimmy è in fase di recupero, ovviamente questa qua è una partita magari un pochino più sentita, quindi è giusto che i tempi non vengano accelerati e affrettati oltremodo, sia per il giocatore stesso, sia per il fatto che magari Manny è fuori e abbiamo bisogno che tutti i giocatori che rientrano abbiano la possibilità di farlo al meglio, che siano messi nelle condizioni per farlo nella maniera giusta. E come ti ho detto anche all'inizio della puntata, gli altri giocatori che hanno la possibilità di prendere questo ruolo comunque sono versatili e hanno le competenze per farlo, ovviamente magari in termini diversi, ma non è assolutamente un problema. E sì, anch'io dalla piazzola mi sto allenando. Gli ultimi 2 mesi che magari Jimmy è stato fuori ho condiviso tanto tempo con Manny, prima soltanto nel passargli i palloni indietro per lavorare magari le prese, perché comunque è una fase importantissima del gioco e per dare un contributo per quanto piccolo come potevo, e poi per migliorare anche questa componente del gioco. Parliamo sui dettagli, sulle sensazioni, su come andare a migliorare, e è un piacere. È ovvio agli occhi di tutti che è un bravissimo calciatore e mi ha dato anche la possibilità di imparare qualcosina di più, quindi al lavoro per questo. Ecco, Terry, partita sentita, da un punto di vista tecnico, secondo te, quale sarà la chiave del match? Sarà una partita secondo me nel primo tempo di studio, probabilmente una partita chiusa e lo scontro davanti. Poi probabilmente anche Manghi, vedendo le defezioni e magari una linea dei tre quarti di Rovigo nuova, potrebbe magari dire giochiamo più velocemente con i nostri tre quarti che sono più o meno già rodati. Però per rispondere prima a Davide, che ha parlato molto bene del Reggio, vorrei dire che la mischia del Rovigo è veramente performante, la touche, probabilmente la rimessa laterale, bisogna un attimino ricalibrarla, però quando si muovono gli 8 uomini insieme sono veramente devastanti. La mediana, con o senza Minniti Ippolito, ha comunque sempre dato un ottimo chiave di gioco, e i tre quarti sono veramente molto interessanti. E possiamo dire che spesso si usano solamente 2 giocatori dietro, a differenza dei 3, perché c'è un Davide Odieti, ci sono altri giocatori che riescono a tenere bene a bada il triangolo allargato dietro. Quindi secondo me Rovigo ha tutte le carte in regola, con o meno i suoi effettivi, perché l'ampiezza di rosa, ma non solamente, è anche la qualità che è veramente al massimo. David, ti faccio una domanda. Se Mogliano, abbiamo visto in queste 2 stagioni, Cavinato e Costanzo, parte sempre a bomba, no? Nel senso che cerca di fare più punti possibili. Stavo guardando un po' le formazioni che Manghi propone e ci sono degli elementi che praticamente sono fissi, con dei minutaggi anche molto alti. Luz, Chistolini, Majstorovic, Farolini, Mordacci. Questo secondo te è una scelta per portarsi subito avanti il più possibile e giocarsi all'ultimo, o c'è effettivamente una rosa non profonda come potremmo aver noi? È molto interessante questo discorso. Allora, per parlare di Mogliano, se vogliamo metterla in una tattica di campionato, è ottima, perché se è una squadra che magari parte, almeno in base alle dichiarazioni, in maniera molto umile, si vuole salvare, arrivare a metà classifica, sai che all'inizio le altre squadre che magari puntano ai playoff e dovranno essere pronte a maggio stanno cercando i propri automatismi, devono trovare ancora la forma, quindi se puoi portare a casa dei punti è veramente importante farli lì, perché così poi nella seconda parte del campionato non hai l'acqua alla gola. Anch'io farei così.
Per quanto riguarda Magni, invece, una squadra che magari l'anno scorso è già centrata in playoff e ha dichiarato senza nessun problema: voglio vincere la Coppa Italia, voglio vincere il campionato. Ovviamente sono agli occhi di tutti le loro ambizioni. Non lo so se questa cosa è fatta per un discorso di profondità o solo per un discorso che una squadra che vuole vincere e arrivare ai playoff è importante, fa molto gol, fa molto interesse arrivare primo, perché poi dopo nelle dinamiche dei playoff questa cosa influenza e non è la partita per esempio nostra col Petrarca che è il valore che è più importante, perché con tutto il rispetto, se il weekend prima o il weekend dopo perdi contro la 12ª attuale, l'11ª attuale, cosa cambia? Quando arrivi alla fine i punti sono 4 in meno, 4 in più, quindi cerchi di vincerle tutte e a volte oltre a vincerle tutte ti serve anche quel punto bonus, perché lasciarli per strada pesano. Assolutamente. Allora facciamo una cosa, andiamo a vedere i rumors che arrivano dagli altri campi del Peroni Top 12, poi rientriamo per l'ultima parte perché ovviamente tanti tifosi vogliono avere delle risposte da David Odiete. Un drop che è costato carissimo alla Lazio di Daniele Montella, quello messo a segno dai Lions la scorsa settimana. Lazio che vede sfumare una vittoria importantissima e si ritrova relegata a 7 punti, ultima in classifica. Chiudere il girone di andata con una vittoria è fondamentale, diciamoci, non c'è più tempo da perdere. Ogni partita da questo momento in poi diventa una finale per i biancocelesti, che a -6 dal penultimo posto non possono più regalare neanche un punto. Il Viadana di Jimenez è sicuramente una squadra ostica, ma la Lazio può portare a casa la partita. Certo, forse alla squadra di Montella manca una panchina lunga, o comunque manca in panchina qualche giocatore che possa fare la differenza una volta entrato a partita iniziata. Le ferite ancora aperte del derby lasciato nelle mani del Mogliano lo scorso fine settimana. Questo il viatico all'appuntamento interno di sabato pomeriggio contro i Lions Piacenza, nel terzo della miniserie di 4 incontri che, a detta dello stesso staff tecnico della Lafert San Donà, aveva ed ha il compito di pesare sul serio le ambizioni stagionali di un 15 non ancora messosi completamente a fuoco. I dettagli che hanno determinato il risultato del Quaggia e che di fatto stanno tenendo compresso il campionato della squadra in una posizione medio-bassa decisamente stonata rispetto al potenziale del gruppo sono il cruccio di Craig Green, capace di dare concretezza generale al gioco bianco-celeste, ma non ancora di aver costruito quel killer instinct che avrebbe fin qui risolto almeno 3 partite, con conseguente lancio nelle parti nobili della classifica. Le statistiche raccontano invece freddamente che le vittorie dopo 10 giornate sono 3, che le sconfitte sono 6 e che il pareggio interno con Viadana ha riempito anche la casellina del terzo risultato possibile, sommando i 18 punti che valgono l'attuale 8º posto ed un margine sui piacentini penultimi con 13 di 5 punti, con l'aggancio messo dunque in palio sabato pomeriggio. Il rientro di Scott Lyle a Mogliano, evidentemente non ancora al 100%, ha dato i suoi esiti, dando più equilibrio alla gestione arretrata, ma è chiaro che il San Donà di quest'anno può far paura a chiunque, solo se tutte le sue prime scelte sono al massimo. La buona performance di Boscain al tallonaggio, ad esempio, non è valsa l'assenza del neozelandese Mitchen, giocatore che per caratteristiche tecniche, ma soprattutto per capacità di interpretazione nel breakdown, non è in questo momento sostituibile alla pari. Piacenza arriva al match dopo aver vinto per un punto la battaglia di muscoli e di nervi nello scontro diretto in coda alla classifica contro una Lazio sempre più pericolosa. Tappa fondamentale, anche psicologica, ottenuta con le unghie e con i denti grazie al drop vincente sparato a pochi minuti dalla fine, che trascinerà la sua onda lunga proprio al Pacifici, nella consapevolezza che un successo potrebbe cambiare radicalmente la prospettiva dell'intera stagione. Fin qui lo stadio del Piave ha retto però ad ogni assalto, risultando ancora inviolato. A invertire il trend nessuno dalle parti di Via Tarvisio intende neanche lontanamente pensarci. Squadra in campo alle 15, arbitro designato il romano Tomò. Ultima parte di Rugby House pre-Valo Rugby Emilia, ricordiamo sabato fra 2 giorni, ore 15, stadio Mario Battaglini, la prima contro la seconda della classifica di questo Peroni Top 12. È tempo di domande. Per cui Marco dice: ciao,
Hai modificato gli allenamenti, da quando abbiamo qualche infortunio allo slot numero 10? Sì, un po' quello che ti dicevo. Ci sono state delle situazioni in cui non c'era Jimmy, non c'era neanche Diego e magari Nanni era fuori, in cui ovviamente ho provato da 10. Quando c'è Diego, magari Diego va a 10, io rimango a 15. Situazioni di skills come il drop, il calcio in touche, il piazzato, che magari non erano lavorati in maniera così specifica prima. Adesso ovviamente sto ritagliando del tempo anche per far fronte a queste necessità. Ok, Sauro, ciao. Non ci sono tante domande da fare. Sabato sarà la prova del 9, non mollate, tranquilli, Rovigo Rossoblu è con voi. Fa molto piacere, ci sono tanti tifosi che si fanno sentire anche personalmente. Sauro è uno di questi, grazie dell'incitamento e cercate di fare il maggior tifo possibile per la partita che arriva. Antonio, David sei veramente ok, quindi tu sei a posto. Ok, grazie. Francesco, ciao David, ho visto che calci molto bene, quindi oltre a spaccare le partite con le tue accelerazioni puoi anche piazzare. Che dire, sempre più forte. Andrea, come sta la nostra apertura? Si riferirà a Menniti, avevamo già detto, insomma è fermo in box per un po' di tempo, non sappiamo ancora quando perché non abbiamo notizie certe da questo punto di vista. Alvise, solamente cercate di dimostrare che Rovigo è Rovigo al di là degli infortuni facendo un partitone sabato. Questo è quello che ci dice Alvise. C'era anche una domanda che di solito guardiamo solo Facebook, ma c'era anche una domanda su Instagram, quindi insomma, come va con i social, David, tu? Con Instagram abbastanza bene, Facebook... È roba da vecchio ormai, ve lo No, devo non è roba da vecchio, comunque tutti ce l'hanno, ma diciamo che è già abbastanza il tempo perso su Instagram. Questo sì. C'è tanto altro da fare. Di meglio. Allora, Alberto ha scritto: nell'ultima partita contro Petrac ti sei spaventato quando Menniti è andato via. Non comprendo bene la domanda, spaventato perché magari ho visto la dinamica dell'azione, eccetera, per preoccupazione del mio compagno. Non lo so, prendiamo un'interpretazione. Così magari, cioè non avevo visto bene l'azione perché mi ero appena alzato da una racchi, quindi ho visto soltanto il mio compagno a terra, iniziai a farsi un attimo le domande, i miei compagni erano un po' agitati per la dinamica dell'azione. Manny non si muoveva, ma all'infuori ovviamente del rapporto personale poteva, quando c'è un infortunio sul campo da rugby, poteva essere lo stesso anche 10 minuti prima per Zini, l'altro ragazzo del Padova. Non è mai una situazione che lascia tutti tranquilli, ovviamente fa parte del gioco e speri che compagno, avversario, chi per esso stia bene. Ok, poi c'è l'ultima domanda di Andrea che dice: ciao, ho più di 40 anni, sono pelato la pancia, come posso essere in forma come te? Cosa facciamo qua? Facciamo marketing. Vieni, ci sistemiamo insieme, No. ti trovi a campo. No, è anche una battuta per dire, David, tu hai anche oltre ad esserti laureato qualche mese fa, hai comunque un proseguo della tua vita professionale anche proprio a livello, diciamo, reale, concreto, no? Sì, ho fatto la laurea in scienze dell'alimentazione, avevo preso il diploma come personal trainer ormai 2 anni fa e novità, ieri sera mi sono immatricolato per la laurea magistrale in scienze della nutrizione, quindi cerco di proseguire con i miei studi e la mia passione e di prepararmi per il dopo rugby. Ecco, se c'è anche Marco, dice: io faccio lo speaker a Delta Radio, posso venire con Andrea ai tuoi corsi. Esatto, così ci mettiamo un po' in forma tutti quanti. Peccato dividiamo la spesa io e te, Marco, che questo qua adesso va con la magistrale, metame nella passata stagione, costerà un sacco. E tanto so che sono anche degli sponsor Rugby Rovio che vengono alle tue lezioni. No, li ho trovati quando abbiamo fatto l'inbound marketing. Questo vuol dire credibilità e fidarsi dei propri atleti, questo è bellissimo.
Terry, ricordiamo la partnership, il lavoro che fa Delta Radio a sostenere Rugby Rovigo e anche un messaggio per coloro che non possono seguire dal vivo il match ma lo possono fare attraverso appunto la radio. Sì, allora tutte le partite della FMCZ Rugby Rovigo Delta sono in diretta su Delta Radio, le partite allo stadio Battaglini, quindi quelle casalinghe le seguiamo direttamente qui allo stadio, quelle in trasferta non seguiamo la squadra ma ci fermiamo in piazza Vittorio Emanuele dal Joy, che tutti quanti noi conosciamo, al caffè Franchine, lo guardiamo sul maxi schermo, le commentiamo e quindi siamo lì sempre presenti. Poi tutti i giorni a mezzogiorno c'è uno spazio di 10 minuti Rugby Flash dove parliamo con FMCZ. In questo periodo è iniziato il Sei Nazioni, quindi abbiamo avuto l'onore di avere ai nostri microfoni Franco Smith che ci ha parlato della partita di esordio del Sei Nazioni contro il Galles e poi di settimana in settimana abbiamo tanti ospiti per parlare di mondo di rugby a 360 gradi. Molto bene, siamo stati lunghi prima perché adesso dobbiamo essere più rapidi e veloci. Ci aiuta David da questo punto di vista, per cui siamo pronti ai saluti. David, grazie di essere passato. Grazie a voi, è stato un piacere. Poi ti mando un messaggio per l'agenda e capire quanto venire. Terry? Grazie mille a tutti, buona serata. Noi ci vediamo sabato ore 15 qui, Big Match contro il Valo Rugby Emilia. Buonanotte.